Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Spero che siate anche voi desiderosi di ritrovarci insieme come comunità cristiana, di poter celebrare insieme la Santa Messa dopo 3 mesi di preghiera individuale, di messe private. Siamo qui insieme per riscoprire la bellezza di essere comunità, per riscoprire la presenza del Signore risorto che ci guida, che ci accompagna, che segue il nostro cammino. Oggi tutta la Chiesa universale celebra la solennità della Ascensione del Signore. Rievochiamo il momento nel quale Gesù risorto ha salutato, si è congedato dai suoi discepoli e ha lasciato loro carta bianca di poter andare nel mondo a testimoniare il Vangelo. Disponiamoci a questa Eucaristia prendendo coscienza dei nostri peccati, della fragilità, della debolezza e chiediamo umilmente il perdono di Dio Padre. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, abbi pietà di noi. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, abbi pietà di noi. Signore, Re dell'universo, dominatore dei secoli, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo nostro Capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua,
Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra i canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Sono passati ormai 3 mesi da quando abbiamo celebrato l'ultima volta insieme e abbiamo vissuto una Quaresima nella austerità spirituale e anche di relazioni, e anche il tempo pasquale non è stato molto diverso e probabilmente continuerà ancora un periodo analogo. Siamo stati costretti a vivere le espressioni della nostra fede in una modalità diversa dal solito e anche a stabilire un rapporto con Dio in maniera diversa, con altri metodi, con altri stili. Abbiamo dovuto un po' adattarci. È importante che noi non viviamo questo da rassegnati, perché questa capacità di adattamento ai cristiani è sempre stata chiesta da quando esiste la Chiesa. La Chiesa dei primi secoli non è la Chiesa di oggi, la Chiesa di 100 anni fa non è la Chiesa di oggi, la Chiesa che è in Italia non è quella che è in Africa, non è quella che è al Polo Nord. La Chiesa di oggi non è quella di domani. È sempre Chiesa, però con modalità diverse. Annuncia e vive il Vangelo attraverso strade diverse e strade per certi versi sempre nuove. È la fatica che stiamo vivendo noi, la fatica di una creatività cristiana. La fatica che hanno vissuto i primi discepoli di Gesù. Oggi ricordiamo la Ascensione. La Ascensione ha segnato anche per i discepoli un cambio di modalità di vivere il discepolato, di vivere l'annuncio del Vangelo. Prima Gesù decideva tutto lui, loro dovevano obbedire. Dall'ascensione in poi Gesù ha detto: fate voi, arrangiatevi, andate, annunciate il Vangelo per tutto il mondo. Lui invece aveva camminato per le strade di Palestina, per cui loro dovevano inventarsi qualcosa per poter annunciare il Vangelo in tutto quanto il mondo. Ecco, l'ascensione segna questo primo cambiamento di mentalità che i discepoli
hanno dovuto vivere, con cui hanno dovuto fare i conti, e poi per loro non era lo stesso predicare il Vangelo a Gerusalemme, in un mondo dove prevaleva la religione ebraica, predicarlo a Roma, predicarlo in Grecia, non era lo stesso. Cioè da sempre la Chiesa viene provocata, viene interpellata a nuove modalità di vivere il Vangelo. È come un'azienda fondata dal papà. A un certo momento il papà si ritira, va in pensione, muore e la lascia ai figli. I figli sono costretti a portare avanti, magari secondo strade nuove, secondo criteri nuovi che non erano quelli del papà. È un'azienda che si rinnova, che si ringiovanisce se vuole continuare a vivere. Nell'azienda Chiesa il fondatore Cristo non è più fisicamente presente. Ha lasciato a noi la responsabilità di portare avanti il lavoro, l'impegno, il servizio, l'evangelizzazione. Ma lui ci assicura di vigilare. Ci assicura che non ci abbandona mai. Le ultime parole del Vangelo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cioè Gesù è venuto a farci capire che Dio è il Dio con noi, il Dio che cammina con il suo popolo, il Dio che c'è, che è presente, soprattutto nei momenti in cui il popolo vive momenti di fatica, momenti di difficoltà. Non è presente fisicamente, ma ci incoraggia, ci illumina, ci invita ad andare avanti, ci invita ad essere creativi. In questo periodo, questi 3 mesi di fatica, di austerità, di mortificazione, io spero che tutti noi abbiamo avuto la possibilità di scoprire cose nuove. Io ho cercato a volte anche di mettere a disposizione delle riflessioni, perché c'è il rischio di dire ci tornerà come prima, riprenderà la vita di prima, riprenderà la celebrazione di prima. Certo che riprenderà, però intanto noi siamo chiamati a vivere la nostra fede in maniera diversa. Io mi auguro proprio che questi mesi vi abbiano aiutato, ad esempio, a riscoprire la famiglia come Chiesa. Non si va in chiesa alla messa, ma si vive in famiglia una celebrazione dove i genitori cristiani sono i sacerdoti. E questa è un'occasione preziosa che il Signore ci mette davanti da riscoprire e da valorizzare. Che in questo periodo noi abbiamo potuto scoprire e valorizzare di più la solidarietà, non solo in parrocchia, ma anche in Italia e nel mondo intero. E senza solidarietà non si va da nessuna parte. Che il Signore ci abbia fatto capire in questi giorni che dobbiamo pazientare, che dobbiamo aspettare, che non siamo noi padroni di tutto, ma le cose vanno anche in maniera diversa da come noi avevamo pensato. Dobbiamo saperci adattare, dobbiamo sapere aspettare. Ecco, valori importanti che ci aiutano a vivere il Vangelo, a incarnare il Vangelo in questo periodo. Nella seconda lettura che abbiamo ascoltato stamattina, San Paolo diceva: Dio Padre vi dia uno spirito di sapienza, uno spirito di rivelazione, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere. Cioè noi abbiamo bisogno, soprattutto in questo tempo, di allargare la nostra mente per scoprire cose nuove del Vangelo, per vivere il Vangelo in maniera diversa. Ed è lo Spirito Santo che ci apre la mente, che ci illumina, sempre che noi siamo docili, sempre che noi siamo disponibili a questa trasformazione, a queste modalità nuove, che ci aiutano, ripetono, ti aiutano a rivivere, a mettere in luce aspetti belli, aspetti nuovi del Vangelo che prima magari noi avevamo lasciato in ombra. Un'ultima riflessione che vorrei fare, vorrei sottolineare 2 parole del Vangelo. Gesù si congeda dai discepoli. Quanti erano i discepoli che Gesù aveva davanti?
11 e lui ne aveva scelti 12. Gesù ha davanti una comunità di discepoli zoppicante, che non era come quella che lui desiderava. Ancora dice l'Evangelista, lo videro, si prostrarono, cioè riconobbero che Gesù risorto era il loro Dio, essi però dubitarono. La comunità che Gesù aveva davanti era una comunità di persone con una fede fragile, era una comunità zoppicante. La Chiesa è nata così, è nata fragile, è nata zoppicante e queste cose ci sono anche oggi, sempre la Chiesa è stata così. Togliamoci dalla testa che la Chiesa sia perfetta o sia stata perfetta. Non lo è stata e non lo è. Quindi non scandalizziamoci delle debolezze e della fragilità. A questa comunità zoppicante che Gesù aveva davanti, gli chiede di fare delle cose che neppure lui aveva fatto. Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Si fida di questa comunità. Si è fidato di quella comunità degli origini, si è fidato della comunità Chiesa di questi 2000 anni, si fida oggi della nostra comunità, della nostra parrocchia, della Chiesa italiana, della Chiesa universale. Nonostante i limiti, i problemi, la poca fede, la testimonianza negativa, Cristo risorto continua a dire andate, battezzate, fate miei discepoli le nazioni, testimoniate il Vangelo. Insieme professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, al Signore, al quale è stato dato ogni potere in cielo e in terra, rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: rendici tuoi testimoni, Signore. Uniti al Papa Francesco, Rendici i tuoi testimoni, Signore. insieme al nostro Vescovo Michele, Rendici i tuoi testimoni, Signore. per quanti cercano la gioia del Vangelo, Rendici i tuoi testimoni, Signore. volgendo lo sguardo a quanti hanno perso la speranza, Rendici i tuoi testimoni, Signore. vincendo la paura di venir messi da parte, Rendici i tuoi testimoni, Signore. accettando
le fatiche e le croci, Rendici i tuoi testimoni, Signore. confidando nello Spirito Santo, Rendici i tuoi testimoni, Signore. in tutte le situazioni della nostra vita, Rendici i tuoi testimoni, Signore. accanto a chi soffre e invoca consolazione, Rendici i tuoi testimoni, Signore. Accogli, Signore, le nostre suppliche e donaci di cooperare alla costruzione del tuo regno d'amore, tu che vivi e regni assiso alla destra di Dio Padre per tutti i secoli dei secoli. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi. Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarà pane, e sarà regno nella mia vita, nelle tue mani ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te, un sacrificio gradito a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra Eucaristia sia gradita a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio. Per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria e vincitore del peccato e della morte, oggi è asceso al cielo, tra il coro festoso degli angeli, mediatore fra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti dalla dimora eterna per darci la serena fiducia
che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre il tuo nome in sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito, santifica i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per noi, risorto e asceso al cielo, nell'attesa che Egli ritorni, noi ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. A noi che ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo, dona la pienezza dello Spirito, perché diventiamo in Lui un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Silvestro e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, o Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Dio, che ci è stato donato e ci viene continuamente donato, ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, dai mali, fa che viviamo sempre nella pace. Con il tuo aiuto saremo liberi dai peccati, non avremo più paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa. Donaci unità e pace, perché questa è la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a partecipare a questa Eucaristia, a mangiare questo pane. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria per Cristo nostro Signore. Alcune comunicazioni. Questa messa è possibile solo grazie a persone generose che si stanno impegnando per igienizzare prima e dopo e per fare il servizio d'ordine. Gruppi di persone che devono essere incrementate perché avremo bisogno a lungo di queste persone per questo importante servizio, che approfitto per ringraziare insieme a quelli che si sono messi disponibili per poter trasmettere la nostra messa anche alle persone che sono rimaste a casa, che non possono venire in chiesa. La messa della collaborazione venerdì a Volpago, l'orario delle Sante Messe è quello normale, salvo la variazione, come ho detto all'inizio, alla domenica mattina ci sarà una sola messa per ovvi motivi. Domenica prossima, solennità di Pentecoste, ultimo giorno del mese di maggio, era in programma la messa della collaborazione a Santa Maria alla sera con la processione. La messa è confermata, la processione non si può fare. La novità è la presenza del nostro Vescovo.
Siccome abbiamo previsto afflusso, ci sarà posto sia in chiesa sia fuori, non arrivare all'ultimo momento e seguire le indicazioni delle persone incaricate. Devo dire che non è ancora possibile la visita agli ammalati in casa e all'ospedale, neppure il ministro straordinario può portare l'Eucaristia. Il coronavirus non è passato, ci sono ancora delle limitazioni, questa è una delle limitazioni. C'è la presenza anche del diacono Beniamino, la presenza anche di Don Daniele. Erano desiderosi anche loro di incontrarsi con voi. Quindi non solo voi cristiani siete desiderosi di partecipare alle celebrazioni comunitarie, ma anche noi siamo desiderosi di vedervi, di incontrarvi e di celebrare insieme. Riceviamo la solenne benedizione di questo giorno. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e vi ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Voi che oggi riconoscete che Cristo è il Signore nella gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso e vi conduca all'eredità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.